Mercoledì 16 novembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto spazio quotidiano dedicato all'informazione del Veneto. Anche oggi tante notizie di cronaca per una lunga diretta fino alle 13:30 da trascorrere in vostra compagnia per andare a vedere, conoscere, essere informati su tutto quello che è successo, su quello che sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio, e poi spazio ai nostri immancabili approfondimenti, perché parleremo indubbiamente del Natale per alleggerire un pochino anche i temi di cronaca che purtroppo anche oggi sono temi di cronaca nera principalmente, poi spazio ai nostri approfondimenti sul mondo della sanità, sul mondo dell'economia e poi nella parte finale del nostro Focus TG, servizi e approfondimenti sulla cultura, sul turismo, e su la cronaca quella un po' più leggera. Noi adesso, come d'abitudine, dedichiamo il primo blocco del nostro giornale proprio alle notizie di cronaca, quelle che hanno contraddistinto in maniera importante lo spazio su quello che è l'opinione pubblica e la cronaca locale. Noi apriamo questo giornale oggi tornando a parlare del matricidio a Mel, una tragedia che si è consumata nella tarda mattinata di ieri. A uccidere l'anziana madre è stato un operaio di 56 anni che poi si è tolto la vita. Colpisce con un fendente mortale l'anziana madre 88enne e poi si toglie la vita. Terribile fatto di cronaca nella tarda mattinata di oggi in località Pellegai a Mella di Borgo Valbelluna. Aurelio Monestiero, operaio di 56 anni, per motivi sconosciuti ha aggredito la madre Antonia Schiocchet, da poco 88enne, accoltellandola fatalmente all'addome. L'anziana non ha avuto scampo, la ferita profonda l'ha fatta cadere a terra priva di vita. L'uomo ha poi rivolto verso se stesso la medesima arma e si è tolto la vita. A fare la macabra scoperta la sorella del 56enne che abita poco distante e che ha rinvenuto i due corpi riversi sul pavimento, l'uno vicino all'altra, all'interno del magazzino prospiciente la casa della madre, dove pare che Aurelio Monestier si recasse per fare lavori manuali. Immediata, sia pur vana, la chiamata al 118. In via Pellegai sono arrivati anche i carabinieri del reparto operativo di Belluno con i militari della compagnia di Feltre territorialmente competente e della stazione di Melle. Sono stati raccolti elementi utili alle indagini richieste dalla Procura di Belluno, che ha aperto un fascicolo. Sembra escluso il coinvolgimento di terzi, perciò l'ipotesi giudiziaria sarebbe quella di omicidio-suicidio. Nelle prossime ore sarà disposta un'autopsia sui due corpi. Conclusi i rilievi di legge, le salme sono state affidate ai carri delle onoranze funebri per il trasporto alla camera mortuaria dell'ospedale. Aurelio Monestier lascia la moglie e due figli. Notizia battuta dalle agenzie poco fa, quindi saremo sicuramente in grado di darvi aggiornamenti nel corso del nostro Focus o nel corso delle edizioni poi dedicate in serata all'informazione, perché notizia che arriva da Vittorio Veneto: un uomo di 56 anni di Vittorio Veneto è stato trovato poche ore fa privo di vita e con segni di arma da taglio nella sua abitazione. A scoprirlo è stata la moglie convivente. In casa c'era anche il figlio della coppia di 24 anni. Sul posto SUEM e Carabinieri. È una notizia chiaramente in aggiornamento e quindi noi saremo come sempre tempestivi, pronti a darvi tutti gli aggiornamenti su questa drammatica notizia. Noi adesso proseguiamo con la cronaca. Paura a Cordignano, una 43enne è rientrata a casa e si è trovata faccia a faccia con i ladri. Strattonata, è stata derubata di 5.000 euro.
È tornata a casa probabilmente prima, ma mai si sarebbe aspettata di trovarsi di fronte due malviventi, con il volto travisato da un cappuccio ma senza armi. Quando hanno visto la donna l'hanno strattonata facendola finire a terra. Il furto, che si è poi trasformato in rapina, è avvenuto intorno alle 10 a Cordignano, al confine tra le province di Treviso e Pordenone. La vittima è una 43enne che, rientrando nella sua abitazione, ha sorpreso i due individui che avevano in precedenza messo a soqquadro tutte le camere. I due hanno minacciato quindi la donna facendosi consegnare i soldi che teneva in casa, ben 5.000 euro. Poi sono fuggiti a piedi nell'adiacente campagna. Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno immediatamente fatto scattare le ricerche dei due rapinatori. La donna non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari, tanta però la paura. La casa della 43enne è un'abitazione singola priva di sistema di allarme. Indagini in corso. E adesso nel veneziano in auto aveva quasi 3 kg di droga tra hashish e marijuana, acquistato con molta probabilità questo quantitativo di droga online. La polizia ha arrestato appunto un giovane veneziano. Hanno fermato un'auto per un controllo a San Michele al Tagliamento, ma il forte odore di marijuana proveniente dall'interno ha fatto insospettire gli agenti del commissariato di Portogruaro, che a quel punto hanno proceduto alla perquisizione. Nel veicolo sono stati trovati 3 kg di marijuana e hashish, prodotti per il confezionamento, oltre a biscotti e sigarette elettroniche con le relative fialette di ricarica, verosimilmente contenenti principi attivi di THC non commerciabili, che saranno oggetto di analisi di laboratorio. Il veneziano alla guida, che era in auto con un amico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dai primi accertamenti sembra che si sia procacciato la droga tramite dei canali non tradizionali, probabilmente acquistandola online. Indaga la procura di Pordenone. A proposito di droga, di stupefacenti, nel prossimo servizio parliamo di un vero e proprio traffico di droga in carcere. A Padova 6 gli indagati della procura. Gestiva un traffico di droga dalla cella. È un ergastolano di 45 anni di San Donà di Piave, condannato per l'omicidio di 2 narcotrafficanti albanesi nel 2003, il vertice dell'inchiesta della Procura di Padova, che ha fatto luce su un giro di stupefacenti al Due Palazzi. La Procura, nei giorni scorsi, ha svolto delle perquisizioni nelle abitazioni di persone vicine all'uomo. Al momento 6 persone risultano indagate, 3 sono detenute, 3 invece sono a piede libero e sono indagate per detenzione di stupefacenti. Nell'inchiesta sembra essere coinvolta anche un'avvocatessa di Udine, che però nega ogni coinvolgimento. Secondo le indagini, l'ergastolano era riuscito a far entrare in carcere cellulari e un PC attraverso i quali gestiva il traffico, poi si faceva pagare su carte prepagate intestate a dei prestanomi. Avrebbe organizzato l'arrivo in carcere di mezzo chilo di cocaina nascosta in pacchi contenenti prodotti di bellezza. Operazione delle forze dell'ordine è andata a buon fine. I carabinieri a Vicenza hanno individuato l'uomo che aveva derubato un'anziana. Per il suo colpo aveva evaso i domiciliari. Chi ha derubato l'anziana vicentina in Viale della Pace a Vicenza? Le immagini di videosorveglianza del supermercato rivelano chi ha allungato le mani nella borsa della signora e le ha portato via 90 euro oltre ai documenti di identità. I carabinieri intervenuti sul posto rintracciano l'autore del furto nella sua abitazione. Si tratta di un pregiudicato algerino di 28 anni che vive a Vicenza, regolare in Italia. Incredibile ma vero, l'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, infischiandosene, è uscito di casa, evadendo dai domiciliari. Ha raggiunto il supermercato, ha individuato la sua vittima e l'ha derubata. I carabinieri nella sua abitazione hanno recuperato la refurtiva e l'hanno restituita alla signora. Il pregiudicato, secondo la legge, è stato denunciato in stato di libertà per furto con destrezza ed evasione. Raffica di controlli dei carabinieri nei locali padovani, bar e ristoranti passati al setaccio. Il bilancio è di, pensate, 3 licenze sospese e 40.000 euro di multe. Multe pesanti per un totale di 40.000 euro e licenze sospese per 3 locali padovani dopo i controlli dei carabinieri.
Trovati anche 2 lavoratori in nero e irregolarità nella gestione dei documenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, denunciati alla Procura della Repubblica 3 imprenditori, italiani e stranieri, e sospese le 3 licenze, mentre sono 6 le sanzioni, compresa quella più pesante per il lavoro nero, riscontrata anche l'assenza di un responsabile della prevenzione e altre irregolarità sulle prescrizioni per la sicurezza. Come detto, l'importo complessivo delle sanzioni si aggira sui 40.000 euro. Adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ma ci sono tantissime altre notizie di cronaca, le nostre riprese, i nostri approfondimenti. Dobbiamo tornare sul tragico incidente che ieri è costato la vita a una suora a Rosà, ma poi insomma, la cronaca ci porterà a Padova per parlare insomma, di un influencer che ha deciso di farsi togliere le tube, insomma, e avremo anche il parere di un ginecologo, quindi approfondiremo questa che è diventata una notizia che ha avuto poi risonanza, insomma, nazionale e non solo, come vi dicevo, tanti poi i nostri collegamenti in diretta con i nostri colleghi, quindi tanti buoni motivi per restare con noi. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare di un incidente dell'altro giorno, quello in cui ha perso la vita Francesca Penzo, un incidente che porta il sindaco di Chioggia a porre nuovamente l'attenzione sulla pericolosità della Romea. L'ennesimo incidente stradale, dove questa volta a perdere la vita è stata una giovane madre, una maestra stupenda, la maestra Francesca, madre di 2 figlie. Un'altra vita spezzata lungo la Romea. Ieri pomeriggio è morta Francesca Penzo, maestra elementare 48enne residente a Chioggia. A bordo della sua utilitaria è andata a scontrarsi con un tir, un impatto che non le ha lasciato scampo. Prima lo scontro lieve con un'altra auto proveniente dal senso di marcia opposto, poi col tir, frontalmente all'inizio, finendo poi nella parte posteriore del mezzo girando su se stessa, in un groviglio di lamiere. L'auto era piena di libri. Probabilmente l'insegnante stava tornando da scuola. Da pochi mesi era diventata di ruolo a Porto Tolle. L'ennesimo incidente che pone l'attenzione sulla pericolosità di quella strada. Alla famiglia di Francesca vanno le nostre più sentite condoglianze. Ho sentito anche il sindaco di Porto Tolle, dove prestava servizio come maestra dell'asilo, e purtroppo bisogna fare veramente una seria riflessione anche su questa strada. Ora come sindaco farò un censimento di tutti i comuni che vengono attraversati da questa statale 309 Romea, così da fare come sindaci fronte unico con sindaci e regioni, e poi chiedere al ministro, ovviamente alle infrastrutture e trasporti, di pensare, di progettare un percorso alternativo e veramente parlare di questa Romea commerciale. E ieri ve ne abbiamo dato ampio conto proprio nella diretta del nostro Focus TG e durante poi l'edizione serale di TG Bassano c'è stato un drammatico incidente a Rosà. A perdere la vita suor Ferdinanda Ferraro, che era molto conosciuta dalla comunità rosatese, un dramma che si è consumato ieri mattina lungo la statale Valsugana, proprio nel cuore, nel centro del comune di Rosà. Allora, adesso ricapitoliamo quello che è successo nel prossimo servizio e poi ascolteremo le voci della comunità e approfondiremo anche il discorso sulla pericolosità di quel tratto di strada, ma intanto ripercorriamo quello che è successo ieri. La suora che attraversa la strada, un camion che sta passato. Il dramma lungo la statale 47 Valsugana nel centro di Rosà. Suor Ferdinanda Ferraro, 87 anni, esce dall'istituto Palazzolo delle Suore delle Poverelle di Buonora. Nello stesso istante da Bassano sopraggiunge un auto articolato.
Suor Ferdinanda usciva da questo cancello tutte le mattine per recarsi alla messa delle 8. Erano le 7:20 quando, fatti pochi passi, ha tentato di attraversare la Valsugana proprio sulle strisce pedonali. Tutto avviene in pochi secondi. Il camion investe la religiosa e prosegue la sua corsa. Suor Ferdinanda Ferraro resta sull'asfalto priva di conoscenza. Subito la notizia arriva nell'istituto dove vivono 25 suore, 45 anziani e 135 persone disabili in situazione di gravità. Tra le prime ad uscire Suor Daniela Giovanelli, responsabile della comunità religiosa di Rosà. Andava in chiesa un po' prima rispetto alla messa delle 8 perché stava lì in chiesa a pregare un po' e ci siamo salutati e ho detto vengo dopo perché dopo l'avrei raggiunta e dopo 5 minuti mi hanno chiamato qui dalla portineria che era stata investita proprio qui davanti al cancello e sono corsa subito. Stavano rianimandola perché casualmente passava un'ambulanza, si è fermata a soccorrerla. L'hanno rianimata ma non si è ripresa per niente proprio. A condurre le indagini la polizia locale di Rosà sul posto con i colleghi di Tezze sul Brenta. La Valsugana viene chiusa per 2 ore. Si inizia a cercare il camion. Grazie alle telecamere attive nel centro di Rosà e alle immagini registrate da quelle di alcuni privati, il mezzo pesante viene individuato. Dalla targa si risale a un camion polacco fermato a Fontaniva. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Dopo i rilievi, il corpo di Suor Ferdinanda, nata a Rosà, viene portato all'obitorio dell'ospedale di Bassano. Nell'istituto Palazzolo, la sua casa per gran parte della vita, regnano il silenzio e la preghiera. 24 suore adesso siete. Mancherà oggi. Mancherà perché un po' perché era sorda, quindi bisognava ripeterle le cose ogni volta a tavola così, e un po' perché era una persona molto semplice, molto serena, proprio solare, ecco, non si portava dietro l'amarezza dei suoi anni. Suor Ferdinanda era molto conosciuta, era una persona amata dalla comunità rosatese, un grande dolore quindi per tutto il paese che si interroga sulla pericolosità della strada valsugana. Brava, buona e brava, perché il suo fratello era mio amico. È grande la commozione a Rosà, dove Suor Ferdinanda Ferraro era nata 87 anni fa, tra i primi ad accorrere sulla Valsugana, anche i nipoti. Nonostante l'età era ancora attiva Suor Ferdinanda, che in passato aveva insegnato alle giovani della scuola lavoro e adesso si dedicava alla cura della chiesa dell'Istituto Palazzolo e a piccoli servizi. Lei ha lavorato tanti anni in guardaroba e anche le persone che collaboravano con lei sentiranno che manca. Amava il suo lavoro, amava la preghiera, è una persona che ci teneva molto alla preghiera ed era veramente profonda. Tutte le mattine partiva di buon'ora per andare alla messa in parrocchia. Andava da sola e anche se magari qualcuno della comunità le diceva aspettaci che veniamo insieme con te, ma lei aveva fretta di andare in chiesa. Un dolore che si unisce alla riflessione dei cittadini sulla pericolosità della Valsugana. Guarda, tutto un camion, sembra che quello che ha fatto l'incidente sia andato via. Quando hanno fatto la superstrada lì, che prima passavano sotto le macchine, adesso passano tutte sopra, finché c'è la coda fino a 1 chilometro dopo il semaforo qui. Insomma, è peggiorata la situazione? Sì, molto peggiorata. A me 15 giorni fa le macchine ferme per lasciarmi passare, una moto è venuta avanti. Mi sono fermata in tempo. Anche perché tante volte le macchine si fermano per lasciare passare le persone e quelle che arrivano dall'altro senso non si fermano. O prima o dopo succedeva. E sul tracciato che attraversa il centro di Rosà è stato aperto un tavolo di confronto tra comune, provincia e regione. È grande il cordoglio nei confronti sia dell'Istituto del Palazzolo sia dei familiari. È il dolore di tutta Rosà, quello espresso dal sindaco Elena Mezzalira. La morte di Suor Ferdinanda Ferraro riporta drammaticamente alla ribalta l'emergenza traffico lungo una statale che attraversa il centro cittadino. Secondo uno studio realizzato dall'amministrazione comunale di Rosà, sono 27.000 i veicoli che ogni giorno transitano lungo la Valsugana, un terzo dei quali rappresentati da mezzi pesanti. Per questo sono a lavoro la Regione Veneto, la provincia di Vicenza e il comune stesso, che hanno firmato un accordo alla ricerca di una soluzione.
Intanto abbiamo dei dati che ci hanno permesso appunto di portare all'attenzione degli enti che sono competenti, perché parliamo di strade statali, di strade regionali, quindi non strettamente di competenza del comune. Questi dati ci hanno permesso di portare all'attenzione e di portare avanti queste riflessioni all'interno di un tavolo, anche perché questi enti dovranno poi mettere a disposizione delle risorse economiche importanti, perché si parla di interventi importanti, e da qui possiamo partire per elaborare delle proposte che siano delle soluzioni per Rosà. Tra le ipotesi allo studio una circonvallazione che permetta di bypassare il centro ulteriormente gravato di traffico dopo l'apertura a monte della rotatoria d'ingresso alla Pedemontana Veneta. Questo, insomma, il resoconto di quanto accaduto ieri a Rosà, con le voci commosse nel dolore della comunità, con anche, insomma, i chiarimenti da parte del sindaco Elena Mezzalira di quelli che sono già da tempo, insomma, tavoli, trattative e impegni per andare a migliorare quello che è quel tratto di strada e la viabilità cittadina. Adesso noi continuiamo con la cronaca, in questo periodo una cronaca contraddistinta spesso purtroppo da notizie di furti in abitazioni, di ladri in azione. Ebbene, Cappellamaggiore, quindi adesso ci spostiamo nel Trevigiano, si aggiunge alla lunga lista dei paesi visitati dai ladri in questo periodo, ma le telecamere di una abitazione li hanno ripresi. Qui era tutto chiuso, la luce era anche accesa, quindi quando sono arrivato a casa non avrei mai sospettato di trovare il disastro. Ladri scatenati tra Anzano e Cappellamaggiore. Tra le vittime anche la titolare della floricoltura Magia Fiorita, insieme ad altre 3 case che sono state prese di mira dalla banda, composta da almeno 3 uomini, in via dei Campi, dei Paolin e Calalta. La banda, una volta entrata nell'abitazione, è riuscita a disattivare l'allarme per poter agire indisturbata. Quella è la fotocellula del volumetrico, che purtroppo non era infezione perché quella in particolare è guasta, però hanno messo l'ombrello sotto per bloccare. Quasi nessuno conosce l'accesso da cui sono passati i ladri. Questo fa pensare che si tratti di gente della zona, oppure è possibile che sia stato fatto un sopralluogo nei giorni precedenti. Prima del colpo nell'abitazione dell'imprenditrice, la banda ha visitato la villetta della zia, al civico 8 di via dei Campi, e in seguito è arrivata in via dei Paolin, sempre nella frazione di Anzano. Qui alle 18:30 hanno scassinato una finestra di un'altra abitazione. Io ero via, sono arrivata a casa alle 7:20 e che è successo che gli ha sfondato la finestra di sopra, in attesa io portavo via la roba, insomma, ecco, oro e soldi. Hanno forato la finestra, la parte del legno della finestra che si vede è rimasto il buco, sono entrati con un ferro e sono riusciti a aprire la finestra praticamente. Noi eravamo in casa, al piano superiore, non abbiamo sentito niente, non sono neanche venuti su perché non abbiamo visto cose spostate di sopra, probabilmente hanno dato un'occhiata qua, hanno visto che non c'era niente, hanno sentito noi di sopra e sono andati via subito. Succede ogni anno purtroppo, in alcuni periodi più di altri, ci sono i furti sono uno dei reati più frequenti purtroppo, ed è chiaro quindi che vanno messe in atto diversi tipi di attenzioni sia dai privati cittadini e sia dalle istituzioni. Noi adesso ci fermiamo per il nostro secondo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo con ancora un'ampia pagina di cronaca, tante notizie e i nostri collegamenti. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, con il nostro giornale dedicato interamente all'informazione del Veneto dal Veneto, perché tra poco ci collegheremo con i nostri giornalisti sparsi sul territorio proprio per andare a toccare con mano e a farci raccontare quelle che sono le notizie di stretta attualità. Inizieremo tra poco con Padova per un approfondimento sull'inflazione record che riguarda la città patavina, ma insomma non vi anticipo troppo, intanto noi continuiamo con la cronaca che insomma ci siamo lasciati con
un servizio che parlava di ladri in azione, ma questo è un periodo storicamente contraddistinto da un forte aumento di furti ma anche di truffe. Nel prossimo servizio pensate che in un'azienda padovana sono addirittura arrivati dei camion per chiedere di caricare i pellet acquistati online. Tutto però si è rivelato essere una truffa di cui sono vittime centinaia di consumatori. Il telefono non smette di suonare nell'azienda Cinetto di Albignasego. Sono decine le persone che chiedono dove sono i pellet ordinati su internet a 7 euro al sacco. Il problema è che l'azienda in questione non fa vendita online e non ha accettato nessun ordine. Da sabato però sono tempestati di telefonate da ogni parte d'Italia perché sul sito internet pelletrinascita.it viene indicato come indirizzo proprio quello della ditta di Albignasego. La Cinetto però non è in alcun modo collegata a questo sito, dove è presente anche un IBAN che non è quello della ditta padovana. Una truffa, insomma. I titolari dell'attività, infatti, hanno già denunciato e si stanno muovendo le autorità competenti. La Cinetto, inoltre, è un'azienda che vende ed installa caminetti e stufe, commercializzando quantitativi di pellet minimi proprio per i suoi clienti. I consumatori truffati sarebbero tantissimi da tutta Italia. È arrivato addirittura un camion che pretendeva di caricare i bancali di pellet acquistati sul sito. Come vi dicevo, ha avuto grande risonanza in tutto il territorio nazionale e non solo la storia di Francesca Guacci, una giovane donna di Massanzago che ha deciso di sottoporsi a un intervento per evitare la gravidanza. Vediamo. Ho sempre saputo di non essere nata per diventare madre. Da questa consapevolezza nasce la volontà di Francesca Guacci, 28enne di Massanzago nel Padovano, di sottoporsi a un intervento di asportazione delle tube. Una scelta drastica che Francesca ritiene però un suo diritto. Appena compiuti 22 anni ho deciso di pretendere questo mio diritto e ho iniziato ad informarmi più seriamente, perché negli anni precedenti ero stata rimbalzata da medici, professionisti di vario tipo che non volevano fornirmi le informazioni necessarie e addirittura mi denigravano, mi davano della snaturata, mi consigliavano visite psichiatriche. Il percorso per arrivare all'operazione è stato tortuoso, con molti no detti più o meno garbatamente dai medici. A 5 anni dall'operazione, Francesca dice di non essersi pentita e che non si pentirà. Sono sempre stata una persona molto introspettiva, che si è chiesta chi è, cosa vuole dalla vita. Non ho mai scelto nulla per capriccio o con leggerezza, con superficialità. La storia di Francesca, che nella vita fa la fitness influencer sui social network, ha inevitabilmente alzato un polverone di polemiche. Non mi arrabbio, non mi irrito, non mi sento umiliata. Anche prima ho risposto tranquillamente a critiche, domande, dubbi. Qualcuno si è permesso di usare certe parole, ma dentro di me non ho sentito nulla. Prima di sottoporsi all'operazione usava contraccettivi che però non le garantivano l'adeguata sicurezza di non restare incinta. Questa operazione era perfetta per me, poco invasiva, non è sterilizzante perché ovaie e utero, gli organi riproduttori restano, si resta fertili, il ciclo rimane. Sì, è un'asportazione, è una sorta di mutilazione se vogliamo, ma è molto leggera. Il problema della denatalità, che in provincia di Padova ha visto crollare in 10 anni il numero dei nuovi nati, non la preoccupa. Se guardiamo la situazione globale, siamo in una situazione di sovrappopolazione e in ogni caso penso non sia un motivo sufficiente per mettere in discussione se stessi e le proprie scelte di vita. Portasse anche all'estinzione resterebbe un nostro diritto. E su questa scelta, su questa vicenda abbiamo anche ascoltato il parere di un medico che ai nostri microfoni spiega perché avrebbe rifiutato l'intervento alla paziente. Le stesse cose da
Tra le prime cose che ha raccontato, spiegando la sua scelta, è stato il numero esorbitante di rifiuti da parte dei medici che non la volevano operare. La storia di Francesca Guacci, la fit influencer di Massanzago, che a 23 anni si è fatta asportare le tube per non rimanere incinta, sta creando non poche polemiche. A spiegare il perché delle posizioni dei medici che hanno rifiutato l'intervento è il ginecologo Gianfranco Iorizzo, coordinatore nazionale del Comitato Percorso Nascita del Ministero della Salute e responsabile del servizio di medicina prenatale dell'USL 6 Euganea. L'obiettivo del nostro Servizio Sanitario Nazionale è quello di migliorare le condizioni di salute dei pazienti. Migliorare le condizioni di salute qualora compromesse. Nel momento in cui il paziente accede a noi gli cerchiamo la migliore via mantenendo fede alla demedicalizzazione, cioè riducendo interventi chirurgici e atti terapeutici, e quindi se ci viene chiesta la pianificazione familiare noi prima spieghiamo in modo consapevole, soprattutto a una giovane ragazza, che esistono i primi metodi che sono il conto dei giorni, il test del muco, c'è la pillola anticoncezionale, c'è l'anello vaginale, c'è il cerotto, c'è la spirale. Oltre ai numerosi metodi contraccettivi a disposizione c'è anche un aspetto di appropriatezza. Uno dei criteri per essere sottoposti all'intervento di rimozione delle tube a scopo contraccettivo è anche l'età della persona, che va dai 35 anni in su. Per arrivare all'intervento chirurgico noi ci arriviamo se hanno dei criteri di eleggibilità che devono essere intanto un'età materna, che abbiamo posto, le società scientifiche da ormai 30 anni l'hanno identificata intorno ai 35 anni, aver avuto uno o più figli oppure essere stati sottoposti a uno o più cesarie, allora lì è indipendente dall'età materna. Altrimenti ci sarebbe un accesso indiscriminato perché comunque ha i suoi rischi e benefici e la parte chirurgica, non solo di questa regione ma di tutte le regioni italiane, ha una serie di priorità che prima sono interventi oncologici, poi gli interventi di emergenza e poi ci sono questi che vengono chiamati interventi elettivi. E come vi anticipavo poco fa, siamo pronti per collegarci con Padova, con il nostro Guido Barbato, per commentare, per andare anche a capire meglio un dato che insomma è balzato agli onori della cronaca, si dice così, il dato del 12% dell'inflazione, dati che sono appena stati pubblicati, resi noti. Allora ci racconta tutto proprio da Padova Guido Barbato, in compagnia, se non sbaglio, di Nicola Rossi della Confesercenti. Buongiorno Guido, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Sì, sono usciti questi dati poco prima di mezzogiorno e sono relativi appunto alla variazione percentuale dei prezzi in città a Padova nell'ultimo anno, pari al 12,1%, leggermente sopra la media nazionale dell'11,8%. Abbiamo pensato di però andare a vedere voce per voce, almeno insomma le principali, non tutte, perché come sapete gli uffici statistici comunali analizzano praticamente il costo di qualche centinaia di beni, da quelli più comuni, dalla farina fino per dire ai voli aerei extracontinentali, ai relativi prezzi quindi. E abbiamo chiesto anche un commento e un parere al nostro ospite, appunto come che tu hai presentato, Nicola Rossi, che è il presidente della Confesercenti di Padova ed è anche il vicepresidente della Confesercenti Veneta. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Senta, questi dati sono molto dettagliati, quello che salta agli occhi è ovviamente il valore che stavolta possiamo dare in maniera definitiva, visto il riscontro fatto insomma da una fonte attendibile e non ipotetica, purtroppo, che ha condizionato questo dato a doppia cifra dell'inflazione a livello nazionale e anche per quanto riguarda la città del Santo, ovvero è l'aumento a 3 cifre, altro che 2 cifre, delle fonti energetiche. Si parla di un 174,8% per l'energia elettrica. Che dire? Io la definisco, insieme con l'aumento del gas che è intorno al 100% dei costi del gas, la definisco la madre di tutte le inflazioni. È chiaro che in una situazione dove tu hai costi energetici del genere, tutti gli altri prodotti della filiera alimentare o non alimentare ne subiscono immediatamente una ritorsione. Basta pensare al trasporto, cioè tutto viene trasportato su gomma o su rotaia, comunque c'è una movimentazione delle merci, questo determina un incremento. I costi di trasporto sono aumentati in maniera notevole, i costi di riscaldamento e di produzione, perché le merci poi vanno anche prodotte, la produzione, anzi ci sono dei comparti produttivi più energivori, se vogliamo, di altri, che
o hanno chiuso o stanno chiudendo o comunque devono rallentare l'attività produttiva, per cui il vero problema è lì. Poi c'è anche un'altra questione, la risposta all'inflazione, che io francamente non condivido a livello delle banche centrali. La risposta qual è? Aumentiamo i tassi. Ora, il problema di aumentare i tassi, che può andare bene, perché quello è didattica, quello è l'operazione che fai normalmente quando tu hai un incremento dei consumi, per cui per tenere a freno la corsa dei prezzi tu aumenti il costo del denaro. Ma qui siamo in una situazione un po' diversa. Qui abbiamo un attore, un grande attore principale che coglie tutta la scena, che è l'energia, sotto tutte le sue forme, elettrica o gas. È un po' diversa la situazione. Se poi pensiamo che le imprese, e io qua parlo per il mondo delle imprese, le imprese durante il Covid hanno dovuto contrarre nuovo debito per superare la fase pandemica, per superare il periodo di Covid, ed è un debito che ora bisogna restituire, perché a suo tempo è stato dato modo alle imprese di indebitarsi per compensare quel periodo disastroso che è stato il periodo dei lockdown, dei vari lockdown. Bene, oggi bisogna rientrare, e con un conto era con i tassi di 2 anni fa, un conto è con gli attuali tassi o con quelli che verranno. Quindi è un problema, secondo me, che in questo momento non si sta valutando, ma che andrebbe valutato. Andiamo anche a dare un'occhiata alle nostre spese domestiche. Allora Nicola Rossi ci anticipava l'entità dell'aumento anche degli altri degli idrocarburi segnalati appunto attraverso i dati Istat del comune di Padova. Abbiamo il gas al più 100%, il 36,7% in più per il gasolio per riscaldamento, e i combustibili solidi, pensate, quelli che magari si usano anche fuori città, più 100% spaccato, esatto, nel giro di un anno. Poi guardando alla spesa vediamo qui aumenti molto importanti a partire dalle farine, che andarono tanto di moda durante il Covid, che tu prima citavi. Le farine e il riso sono saliti tra il 35 e il 40%, il burro del 40%, e quindi di conseguenza anche quando si va al bar o in pasticceria, insomma, si ritrovano dei rincari dovuti proprio all'innalzamento dei prezzi di queste materie prime, anche di chi ovviamente poi rivende il prodotto lavorato. E comunque anche nella gestione, insomma, domestica troviamo che si impiega molto di questi beni. Infine valutiamo il 6% in più della ristorazione, Rossi. Sembra quasi poco alla luce di questa fine della filiera, che quindi è quella della rivendita, della messa sul piatto delle persone che si ospitano in un esercizio. Un 6% in più sembra perfino poco a guardare i valori che abbiamo appena detto. Indubbiamente c'è un intervento da parte dell'imprenditore che assorbe parte dell'aumento dei costi. Prima si parlava del burro. Il burro è un prodotto lavorato che implica energia. Ecco perché c'è un aumento particolare. Per quanto riguarda la ristorazione, in effetti, se pensiamo ai costi energetici aumentati, se pensiamo che la ristorazione va avanti a forni, va avanti a piastre a induzione, va avanti a gas, per cui a turni di lavoro festivi e serali magari. Esatto, turni di lavoro festivi. Insomma, 6% è abbastanza, bilanciata. Accettabile quasi. Allora Alex, questa era un po' la panoramica. Crediamo, penso di poter chiedere conferma anche a Nicola Rossi, che questi valori di Padova siano simili in altre province del Veneto. Potremmo definirli veneti tutto sommato, perché insomma stiamo parlando della provincia crocevia forse della regione, e quindi questa è un po' la fotografia a oggi. Magari poi nei nostri servizi della sera andremo un po' nel dettaglio per qualche voce magari un po' particolare che ha riscontrato aumenti a doppia cifra, come ai noi è a doppia cifra il valore dell'inflazione nazionale e provinciale per Padova, ovvero intorno al 12%. Se non hai altre domande ti ridarei la linea. Guido, ti ringrazio per il collegamento, ringraziamo Guido Barbato e il presidente di Confesercenti per questo approfondimento che, insomma, valutazioni e commenti si possono, come giustamente diceva il collega, estendere un po' a tutto il territorio veneto.
diretto, quindi non solo circoscritti a Padova e alla sua provincia. Noi adesso ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco con tante altre notizie. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, tra poco ci collegheremo con Rosà Teatro, lo abbiamo già raccontato ampiamente, di un drammatico incidente ieri che è costato la vita a una suora di 87 anni, ma torneremo per capire se ci sono eventuali sviluppi, anche per approfondire la notizia con la nostra collega Monica Smiderle. Ma intanto noi andiamo avanti con il nostro giornale, sono diversi giorni che vi parliamo di una serie impressionante di furti di auto, ma anche di pezzi di automobili nell'Alta Padovana. E allora torniamo a parlarne perché se ne è verificato un altro, furti anomali ad auto parcheggiate. Continuano, come vi dicevo, le razzie in Alta Padovana. Questa volta i ladri hanno colpito a Campo San Piero. Quando ha acceso la sua vettura, che aveva lasciato parcheggiata in via Riviera a Campo San Piero, ha sentito uno strano rumore, tanto da spingere una donna di Tre Baseleghe a chiamare il proprio meccanico di fiducia. Dopo un primo controllo, l'amara sorpresa: era stato rubato il catalizzatore. Non è il primo caso in Alta Padovana. Nei giorni scorsi sono stati rubati altri 3 catalizzatori a Tre Baseleghe. Un danno non da poco, perché sostituirlo costa dai 300 ai 3.000 euro in base al modello. Sempre a Tre Baseleghe qualche giorno fa era stato rubato un FAP, un filtro antiparticolato, da un furgone nuovo appena ritirato dalla concessionaria. Trento e Canazei, cambiamo decisamente contesto e argomento. Trento e Canazei sono pronti a rimuovere il divieto d'accesso al ghiacciaio della Marmolada con buona pace degli impianti bellunesi pronti a mettere a punto la pista in cima al massiccio. Il ghiacciaio della Marmolada, nella parte in cui si sviluppano le piste, sarà nuovamente accessibile. Il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento ha chiuso il documento relativo alla sicurezza dell'area e dopo una verifica degli uffici comunali di Canazei sarà adottato un nuovo provvedimento che sospenderà in tutto o in parte l'ordinanza di agosto che vietava l'accesso al ghiacciaio dopo il distacco del Seracco che il 3 luglio scorso causò la morte di 11 alpinisti. C'era apprensione fra gli addetti ai lavori. Ieri l'ultima presa di posizione dal versante bellunese si era concretizzata in una doppia missiva indirizzata al Consorzio Dolomiti Superski, in cui si denunciavano con preoccupazione i danni causati dalla forzata chiusura del sito non solo per lo sci ma per l'intera filiera turistica. Quando si parla appunto di sicurezza, penso che le difficoltà nel prendere una decisione di eventualmente sospendere questo divieto sono sicuramente molto importanti e c'è chi deve assumersi questa responsabilità. Il presidente del Dolomiti Superski si era detto pronto da subito a far sentire la propria voce, ritenendo che fosse indispensabile ascoltare la società Marmolada SRL. Loro vivono giorno per giorno, 365 giorni all'anno, il ghiacciaio, vivono il loro costone e possono dare un utile contributo almeno alla formulazione di una decisione. Oggi ricordare a Trento cosa sia il Dolomiti Superski e cosa rappresenti per il turismo di qua e di là della Regina delle Dolomiti appare superato. Scongiurato il rinvio della stagione, la notizia è stata accolta con sollievo dal sindaco di Roccapietro Andrea De Bernardin. È una grande notizia per noi, la davamo però per scontata, perché pensare ad una montagna chiusa perennemente va contro ogni buon senso. Il contenuto del nuovo documento elaborato dalla Protezione Civile Trentina, su cui si baserà la nuova ordinanza comunale di Canazei, tiene conto non solo dell'abbassamento delle temperature ma anche delle mutazioni del ghiacciaio e delle nuove spaccature che si sono formate nel corso dell'estate. Individuata anche una zona particolarmente delicata del ghiacciaio che in estate, se dovessero verificarsi alcune condizioni, potrebbe essere chiusa. Stagione dunque ai nastri di partenza, con l'incognita dei prezzi per gli ski pass aumentati in tutte le valli.
I listini sono già ufficiali e misurano luci e ombre della prossima stagione sugli sci. La buona notizia è che le stazioni in provincia di Belluno saranno tutte aperte, compresa quella del Nevegalle, che quest'anno si presenta puntuale agli affezionati del colle, finalmente senza i patemi d'animo degli anni scorsi. La cattiva riguarda le tasche degli sciatori che a causa della crisi energetica si troveranno a sborsare mediamente prezzi superiori a circa il 10% rispetto alla scorsa stagione. Lo ski pass giornaliero del Dolomiti Super Ski toccherà i 74 euro in alta stagione, mentre per i ticket di valle nello stesso periodo si supereranno abbondantemente i 50 euro. 59 a Cortina, 55 per Arabba Marmolada, 54 per sciare sul Civetta, 40 euro per il giornaliero offerto dal Nevegalle. Ogni località ha previsto sconti per l'acquisto dello ski pass in prevendita per i plurigiornalieri e per i più piccoli a seguito dei genitori. Naturalmente quello dello ski pass non sarà l'unico costo per gli sciatori, a meno che questi non siano della domenica. Weekend sulla neve e settimane bianche subiranno mediamente un aumento stimato fra il 12 e il 15%, fonte ANEF, e anche in questo caso a fare la differenza saranno i maggiori costi dovuti ai rincari dell'energia, che avranno un impatto dirompente sulle strutture ricettive, senza contare le spese vive di noleggio attrezzature, viaggio e soggiorno. Divertimento e svago garantiti, ma non per tutti. E adesso cambiamo argomento, parliamo dell'emergenza migranti. Abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco di Treviso che insomma ribadisce in maniera molto chiara quanto già detto, ovvero l'accoglienza non può ricadere sulle spalle delle comunità locali. Accoglienza profughi. Dopo l'arrivo all'ex caserma Serena di una decina di migranti pakistani, con i numeri di presenze che qui all'ex Zanusso di Oderzo hanno ripreso a lievitare, la Marca è ritornata al centro di un'emergenza, tanto che il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha chiamato nelle scorse ore il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Intervenuto duramente quest'ultimo sul tema, quello dei migranti non è un problema che deve gravare sui comuni, ha detto, già in seria difficoltà in questo momento. Ho fatto presente che il Veneto e Treviso è caratterizzata sia dagli arrivi che arrivano dalla Sicilia, quindi via mare, sia dalla rotta balcanica. Ho ribadito al sottosegretario che Treviso si sta occupando dei rifugiati politici dell'Afghanistan, sta facendo fronte all'emergenza ucraina. Abbiamo ancora dei ragazzi provenienti dall'Africa all'interno della caserma Serena, e soprattutto dobbiamo far fronte all'emergenza trevisani e veneti. Famiglie e attività economiche alle prese con caro energia e inflazione alle stelle. Molteni, fa sapere Conte, si farà portavoce di questo profondo disagio. Ha preso atto delle difficoltà che tra l'altro ben conosce, perché sono difficoltà che caratterizzano un po' tutto il paese. Mi ha garantito che c'è un impegno da parte del governo di andare a ridiscutere a livello europeo, come abbiamo visto anche con le conseguenti tensioni con la Francia, la ridistribuzione di questi migranti. Conte è cauto di fronte alla richiesta delle categorie economiche di regolamentare i flussi d'ingresso per poter attingere agli stranieri come forza lavoro. Tutti coloro che hanno necessità e hanno il diritto di essere aiutati vanno aiutati, e poi possono essere certamente anche essere inseriti nel mondo del lavoro. Ricordo però che, e qui forse un ragionamento anche da parte dei nostri concittadini, c'è tanta gente che ha bisogno di lavorare, e forse se serve fare dei sacrifici lo dobbiamo fare un po' tutti. Cambiamo argomento, parliamo di un qualcosa che si ripete di anno in anno, uno scenario, un copione che ricalca insomma sempre più o meno la stessa traccia, ovvero parliamo dell'istruzione, parliamo di cattedre scoperte e generalmente di un numero sempre maggiore di insegnanti che vincono il concorso e poi pronti con le valigie per cambiare città e scuola. Bisognerebbe vietare gli spostamenti a metà anno, questo il commento dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana, e noi approfondiamo proprio con lei il discorso. È sempre più accesa la polemica sugli spostamenti degli insegnanti vincitori del concorso. A 2 mesi dall'inizio della scuola saranno molti gli studenti che dovranno attendere i supplenti. 1000 professori sono già con le valigie in mano, pronti per raggiungere le nuove sedi definitive. È l'ultima coda di una gestione, così fatta storicamente male quando parliamo di concorsi nella scuola, quando parliamo di immissioni nel ruolo, perché bastava per esempio dire adesso
vincitori di concorso bene, graduatorie definite bene, si entra a partire dall'anno prossimo. Così l'assessore Donazzan, che non nasconde il suo disappunto per quello che sarà un caos annunciato. Io credo che ci serva solo del buon senso, no? Perché poi questi magari sono persone che stanno attendendo da tanti anni, che hanno provato a fare il concorso anche della vita, ed è giusto che sia così, e quindi sono pieni di aspettative, ma non è colpa loro se oggi sono chiamati a dismettere un incarico e a spostarsi. Fra l'altro siamo già ad anno scolastico inoltrato, ormai vicini alle vacanze natalizie, con i programmi già improntati non solo nelle classi ma nelle scuole stesse. Io credo che dovrebbe essere vietato fare i passaggi durante l'anno scolastico, perché i ragazzi, i bambini sono in enorme difficoltà quando perdono il riferimento, e anche l'insegnante non può fare una buona programmazione, che è il suo obbligo fare. E proprio con Elena Donazzan, con l'assessore regionale Elena Donazzan, abbiamo toccato anche un altro argomento, quello relativo alla crisi alterna PAC. L'annuncio che l'assessore ha dato proprio in diretta a Media Nord-Est è quello di un'azienda di San Pietro in Gu che è stata acquistata e sono stati già riassunti 30 dipendenti. Oggi noi abbiamo risolto una realtà che era l'Alterna PAC di San Piero in Gu. Stiamo parlando di un grosso gruppo che faceva packaging e quindi insomma anche cose di pregio, perché dopo il Covid in particolare sembrava un settore in grande crescita. Eppure questo gruppo, che è europeo, ha deciso di chiudere la nostra azienda di San Piero in Gu, lasciando a casa insomma centinaia di lavoratori. Ecco, noi abbiamo lavorato con l'unità di crisi in silenzio, monitorando quotidianamente, lavorando con il territorio, con i sindacati che sono stati straordinari, come sempre i sindacati in Veneto, guardate, ve lo dico perché è giusto che sia di conforto. Sono rappresentanti dei lavoratori che sono molto responsabili e consapevoli, non fanno solo la battaglia di retroguardia, no? Quella difendo il mio posto, difendo la produzione dell'azienda. Ecco, abbiamo trovato un nuovo acquirente. Abbiamo trovato un nuovo acquirente che ha già assunto 35 lavoratori che dal 1° di novembre sono tornati in produzione e ne ha in progetto di assumerne altri 30. Chiede alla Regione di accompagnarli. Dice oggi, aver investito in Italia era per noi fondamentale perché dovevamo portare della produzione dal resto del mondo in Europa, ma i costi di produzione in Italia sono troppo elevati. Restiamo a parlare di mondo del lavoro perché insomma mancano anche non solo i posti di lavoro in alcuni casi, non solo i lavoratori in altri, perché si fatica a trovare manodopera, a trovare operai, a trovare determinate categorie proprio lavorative. Ebbene, mancano anche gli imprenditori. Questo è un dato emerso ieri mattina a Castelfranco durante l'assemblea annuale del terziario, dove insomma si punta il dito, anche si prova a scommettere sulle nuove generazioni. È un'emergenza soprattutto del terziario. Tempo fa avevamo fatto proprio un'indagine che diceva che ogni 7 imprenditori over 70 ce n'era uno under 30, che è un po' un'emergenza questa. Non ci sono soltanto i lavoratori da trovare, nel commercio trevigiano la sfida riguarda anche la cosiddetta autoimprenditorialità, soprattutto tra i giovani. Per mantenere quel livello anche di sviluppo socio-economico del nostro territorio dobbiamo davvero cercare di dire ai giovani: tu puoi essere il prossimo imprenditore, tu puoi creare anche assieme agli altri, non da solo, un'attività che può creare e generare benessere per tutto il territorio. Necessario quindi entrare nelle scuole e parlare con le nuove leve, senza dimenticare che il mondo dell'impresa nella Marca è sempre più rosa. Sono 16.000 le attività gestite da donne, quasi la metà del totale. Da qui il coinvolgimento di testimonial, giovani che ce l'hanno fatta nella vita e nel lavoro. Tra queste Silvia Marangoni, 11 volte campionessa del mondo di pattinaggio in linea, ora assistente capo della Polizia Penitenziaria. Volontà ma soprattutto pazienza, le doti da sviluppare. Ne hanno tanto bisogno, veniamo da un periodo veramente difficile. L'emergenza del Covid ha bloccato un po' tutto, ha messo un po' tutto in pausa e questi ragazzi hanno bisogno di ripartire con le giuste motivazioni e noi dobbiamo essere lì con loro per aiutarli e supportarli.
Noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario di questa edizione di Focus TG, 2 minuti e torniamo da voi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono da poco passate le 13.05. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo meno di mezz'ora da trascorrere ancora in vostra compagnia, ma sono tante le cose da dire, sono tanti le notizie da raccontare e da approfondire. Quindi andiamo veloci, senza indugi, avanti con la nostra scaletta che ci porta a parlare adesso di una inchiesta, un vero e proprio blitz antiterrorismo della Digos di Napoli, perquisizioni anche in Veneto. Perquisizioni anche nel Veronese e nel Trevigiano da parte della Polizia di Napoli, che ha smantellato una cellula campana dell'ordine di Aga, il movimento spirituale di matrice neofascista. Nella Marca perquisizione domiciliare personale di informatica nell'abitazione di un uomo non indagato che avrebbe avuto contatti con uno degli arrestati. L'operazione coordinata dalla Procura Partenopea ha visto impegnati gli uomini della Digos, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione con il servizio di polizia postale e ha portato a 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e una con obbligo di presenza. Un sesto elemento sarebbe latitante in Ucraina. Secondo gli inquirenti avrebbero avuto l'intenzione di progettare attacchi a caserme e obiettivi civili con lo scopo di sovvertire l'ordine democratico. Una trentina complessivamente le perquisizioni nelle case degli associati al movimento. Molti di essi si erano addestrati all'estero nel combattimento corpo a corpo e avrebbero avuto contatti con frange estremiste come il battaglione Azov, conosciuto per la sua partecipazione alla guerra in Ucraina. Come annunciato poco fa, adesso siamo pronti a collegarci in diretta da Rosà con la nostra collega Monica Smiderle per tutti gli ultimi aggiornamenti. Lo ricordiamo, insomma, magari per chi si fosse messo in collegamento con noi davanti alla TV da poco, insomma, abbiamo ripercorso questa mattina la tragedia che ha colpito ieri la comunità di Rosà con un incidente stradale che è costato la vita a una suora di 87 anni in un tratto di strada pericoloso, in un tratto di strada comunque problematico. Ebbene, tutti gli ultimi aggiornamenti ci li racconta proprio Monica Smiderle, che vedo in collegamento. Buongiorno Monica, a te la linea. Buongiorno a te Alex, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In questo momento io mi trovo a Rosà, sono con il vice sindaco di Rosà e assessore alla viabilità Paolo Bordignon. Assessore, ieri la tragedia con la morte di Suor Maria Ferraro, che è stata travolta da un tir a poche decine di metri dal municipio, una tragedia che ha colpito l'intera comunità di Rosà, dove Suor Maria viveva all'interno dell'istituto Palazzolo da molti anni. Sì, è un momento difficile parlare in questo momento, soprattutto con l'accaduto di ieri, anche per ricordare una persona, e da qui diamo la vicinanza a tutto l'istituto, ma soprattutto una persona che era molto riservata ma molto lavoratrice, che ti comprava con il sorriso. Per cui è questo ricordo che vogliamo mantenere di questa suora, che ha dato la vita per la comunità, per cui la comunità naturalmente che rimane veramente molto in lutto, molto riservata, ma è un ricordo importante che abbiamo di questa persona. Sulla viabilità c'è tante cose da dire, il Comune di Rosà sicuramente ha in mano la situazione, lo sta portando avanti assieme alla Regione Veneto, all'ANAS, alle ferrovie e anche alla provincia di Vicenza, per cui siamo in questo momento in prima persona, ci siamo speduti in campagna elettorale, non ci troviamo indietro su affrontare il problema. È un problema che si affronta da tantissimi anni, in realtà c'è uno studio che parla di flussi di traffico importantissimi, 27.000 veicoli. Sì, abbiamo uno studio fatto e abbiamo dato un incarico all'inizio anno a una ditta specializzata, abbiamo dei flussi di traffico, per la prima volta abbiamo realmente il controllo della situazione dei flussi di traffico di Rosà, non abbiamo progetti, il Comune di Rosà non ha approvato progetti, per cui tranquillizziamo anche le persone che vedono girare delle carte, perché le minoranze danno delle carte in giro, non ci sono progetti agli atti, stiamo valutando, lo stiamo facendo in maniera seria e corretta con la Regione Veneto, con la provincia, con ANAS, con Ferrovie, conoscendo i nostri problemi, conoscendo i problemi della statale, conoscendo
essendo il problema anche delle ferrovie. In bilancio abbiamo un importo consistente per la progettazione di un eventuale sottopasso che andremo a valutarlo, ma lo faremo in primo luogo con chi ci ha votato, soprattutto con i cittadini, che saranno le prime persone che ci daranno il là per l'eventuale circovalazione o un eventuale progetto che abbiamo. Sicuramente la tragedia di ieri torna ad accendere i riflettori su un problema, come vi dicevo, sul quale si discute da molti anni, ma servono soluzioni. La luce in fondo al tunnel, Assessore, quando si potrà vedere, se si potrà vedere? Allora, è una questione che in prima persona ho seguito dal sindaco, la sto seguendo adesso assieme all'assessore De Berti, che ringrazio, che ci ha dato per la prima volta la disponibilità ad affrontare il problema di Rosà. Il problema di fondo è un problema di soldi, come tutti i problemi. Naturalmente stiamo valutando, e la De Berti si è presa l'impegno a Roma di valutare la possibilità di finanziamenti, dopodiché ci troveremo seduti ad un tavolo ad affrontare anche il progetto con tranquillità, senza nessuna velleità di voler risolvere subito i problemi. Sono problemi lunghi e annosi naturalmente, ma lo vogliamo affrontare in maniera seria e in maniera corretta con i cittadini. Sicuramente sono importi consistenti, qui ci vuole la mano di ANAS, di Ferrovie, ma anche dello Stato. Ringraziamo l'assessore alla viabilità, vice sindaco Paolo Bordignone. Abbiamo incontrato questa mattina anche la responsabile dell'istituto Palazzolo, ma la data del funerale non è ancora stata fissata in quanto si attende il nulla osta da parte della procura. Per il momento da Rosà è tutto, restituisco la linea allo studio. A te, Alex. Grazie Monica, grazie al vice sindaco Paolo Bordignone, vice sindaco di Rosà. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e adesso ci spostiamo a Venezia, ci spostiamo a parlare di una polemica che sta tenendo banco in queste settimane, esposti e polemiche che si sovrastano uno l'altro sugli alberi abbattuti a Villa Morenos. Vediamo. Non si placa il caso con le polemiche dei presunti alberi sani abbattuti a Villa Levi Morenos, al punto che per dopodomani è previsto un incontro in comune con le associazioni ambientaliste e i comitati a tutela, cui negli intenti si unisce anche il gruppo Giardino Storico Università di Padova. Siamo molto interessati a capire cosa succederà giovedì 17 novembre, quando ci sarà un incontro tenuto dal comitato di Via Gramsci proprio con il sindaco, dove si spera di poter chiarire tutti questi aspetti. Troppi gli alberi abbattuti che non presentavano rischi, fatto dimostrato e dimostrabile anche dai tronchi sani e non cavi. Prosegue il comitato Opzione Zero, che per primo ha presentato un esposto ai carabinieri forestali. Adesso in questo momento stiamo analizzando finalmente le schede tecniche di chi ha fatto la perizia ed effettivamente riscontriamo alcune contraddizioni. Ci riserviamo ovviamente di approfondire meglio ed eventualmente integrare il nostro esposto ai carabinieri forestali. E oggi arriva un'altra denuncia, è quella delle volontarie che accudiscono alla colonia felina protetta e censita all'ASL con i 7 gatti presenti, le cui casette da questo pomeriggio sono state purtroppo scoperchiate e rovinate, dicono, tolti tutti i filari di vitigni antichi che proteggevano la struttura e che prestavano riparo e dimora ai gattini rimasti dimezzati e orfani. Punto quest'ultimo che certamente verrà approfondito nell'incontro con il sindaco di giovedì. Restiamo a parlare di alberi, ci spostiamo però in altopiano perché nelle foreste, nei boschi colpiti da vaia si combatte ogni giorno un altro nemico, il bostrico, il parassita killer del legno che sta distruggendo un vero e proprio ecosistema, insomma, del nostro territorio. Vediamo. Una tempesta silenziosa fra le foreste colpite da vaia. Parliamo del bostrico, un insetto killer che dopo l'uragano sta mettendo a rischio il bosco del territorio. Il parassita infatti intreccia gallerie sotto la corteccia degli alberi, causando l'interruzione del flusso di liquidi, portando la pianta a cambiare rapidamente colore e poi la morte. In una condizione normale c'è un equilibrio tra la presenza dell'insetto e le piante che viene attaccato. Quando avvengono eventi straordinari tipo vaia, viene squilibrato il rapporto tra disponibilità di materiale schiantato e l'insetto, quindi l'insetto tendenzialmente tende a proliferare. E non solo la tempesta vaia, altro aspetto di prolificazione del bostrico, il fattore meteoclimatico. Abbiamo visto che stagioni invernali rigide
mantengono contenuta la popolazione, inverni miti e soprattutto, come abbiamo visto nel 2022, primavere asciutte, sono prodromiche a uno sviluppo enorme di questa popolazione che non ha attaccato solo la regione veneta ma tutto il territorio paneuropeo. Una lotta, quella al bostrico, che necessita di un continuo adattamento della strategia di azione. Azioni che permettono di contenere la popolazione ci sono, ad esempio trappole e feromone per controllare la popolazione, cercare di agire sugli abbattimenti, cercare di creare delle zone che limitino lo spostamento, chiamiamole delle zone di transizioni. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Cittadella, all'ospedale di Cittadella, perché per il reparto di patologia neonatale è stato donato un guanto speciale per riprodurre l'abbraccio dei genitori. Infonde tranquillità e calore, rassicura come solo un abbraccio può fare. Questo viene riprodotto da un guanto particolare che si chiama Zaki Hug e che è in grado di avvolgere i neonati riproducendo quel gesto semplice che fanno i genitori. Questo guanto soffice, prezioso aiutante quando mamma e papà non ci sono, è stato donato al reparto di patologia neonatale e al nido dell'ospedale di Cittadella dalle associazioni Cuore di Maglia e Le Ali di Gio. Lo Zaki Hug è particolarmente adatto per i neonati nati pretermine che devono rimanere più giorni in ospedale. Quando i genitori non sono con loro, il guanto ricrea l'abbraccio materno riproducendo la stessa sensazione del marsupio di un canguro. È un dispositivo che aiuta la termoregolazione e abbassa il livello di stress nel neonato infondendogli tutto il calore necessario. Torniamo alla cronaca, proseguono a Padova le indagini sulle scritte inneggianti al fascismo trovate in città, per le quali 5 giovani sono indagati. C'è un'ipotesi degli investigatori sulle scritte dedicate alla marcia su Roma, evento simbolo del fascismo, e trovate sui muri della Facoltà di Scienze Politiche, ma anche su quelli del liceo Nievo, sempre in centro città, e in altri luoghi. L'ipotesi sarebbe quella che i giovani di estrema destra, che le hanno realizzate, volessero alzare la tensione per provocare uno scontro con i gruppi antagonisti padovani, creare un pretesto, insomma, per trasformare tutto in violenza. Questa è una delle piste su cui stanno lavorando gli inquirenti della Digos padovana, visto che l'indagine è tutt'altro che chiusa. Nel registro degli indagati sono finiti in 5, tutti militanti del movimento Casa Pound, con sede in Riviera Paleocapa, e tutti tra i 21 e i 27 anni di età. L'indagine non è finita. Le telecamere di videosorveglianza hanno dato un contributo importante, così come le perquisizioni. Andiamo avanti, controlli straordinari a Montecchio Maggiore, insomma molte chiamate dei cittadini alla centrale operativa che ha questo dato ha convinto il questore ad effettuare alcune verifiche. Scopriamo quali. Montecchio Maggiore, controlli straordinari delle forze dell'ordine disposti dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, che ha deciso di far eseguire alcune verifiche sulla base di numerose segnalazioni dei residenti. L'attenzione si è concentrata su alcuni edifici del quartiere di Alte Ceccato, dove la concentrazione e la presenza di cittadini stranieri è molto alta. A bussare alla porta di molti appartamenti gli agenti della Questura di Vicenza, in collaborazione con altre forze di polizia e il supporto specializzato del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. Alcuni controlli sono ancora in corso. Lo scopo è quello di garantire maggiore tranquillità ai cittadini, rendendo più concreta la percezione di sicurezza. Ha vagato disperso per 12 giorni, c'era molta apprensione per il destino del cagnolino Ares, ma i carabinieri lo hanno ritrovato e restituito alla sua proprietaria, insomma una storia a lieto fine. Ritrovato Ares. Il cagnolino era fuggito dalla casa dei suoi proprietari a Borgo Veneto il 2 novembre. Dopo 12 giorni di girovagare, per sua fortuna i carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano lo hanno incrociato a Villa Estense su segnalazione di molti cittadini mentre vagava in pericolo nel bel mezzo della strada provinciale 41. I militari lo hanno dirottato non con qualche difficoltà per vie secondarie fino al giardino di una casa privata in attesa di far arrivare il proprietario. Operazione riuscita setacciando con pazienza i gruppi social comunali. Il lieto fine della storia è l'immagine della proprietaria abbracciata in lacrime al suo amico a 4 zampe. Ares è in buone condizioni ma molto stanco. Molti i ringraziamenti della signora ai carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano.
Restiamo a Padova, qui eravamo più nella zona delle Stense, però adesso comunque provincia padovana. Torniamo in città invece adesso. L'URBS Picta nei negozi. Che cosa succede? Non sarà chiaramente in vendita, ma i pubblici esercizi potranno fornire informazioni di massima ai turisti. Ci spiega tutto il nostro collega Guido Barbato nel prossimo servizio. We love Urbs Picta, uno slogan anglo-latino che campeggerà sulle vetrine dei negozi del centro della città dipinta grazie a una specifica vetrofania e alla distribuzione di materiale promozionale e informativo. Per i negozianti la possibilità di partecipare a incontri di formazione sul patrimonio mondiale UNESCO cittadino. Scopo: ogni esercente potrà essere pronto a fornire informazioni ai visitatori e a promuovere il patrimonio della città. I negozi diventano parte dell'accoglienza dei turisti della città e ci sono poi i QR code negli stessi negozi che rimandano a tutto ciò che si può visitare per quanto riguarda l'offerta culturale della città di Padova, e quindi facciamo squadra, continuiamo in questa direzione perché attraverso un turismo che cresce riusciamo a sostenere i nostri negozi e le nostre attività economiche che rendono viva la città e più bella anche per i turisti stessi. E in tema di turisti, di sito UNESCO e di ingressi ai monumenti cittadini, l'associazione Mi Riconosci ha criticato il comune per l'aumento dei prezzi dei biglietti. Tengo a ribadire un concetto: oggi un turista, se compra il biglietto unico, ha un prezzo di favore, cioè che costa meno che non comprare i singoli biglietti cumulativamente, quindi il costo della URBS Picta è decresciuto, non è aumentato. Le cose bisogna saperle, bisogna studiare, non prima di parlare si studia, quindi è assolutamente falso. Per entrare in Palazzo della Ragione 5 euro è un'offesa, 3 euro per entrare all'Oratorio di San Giorgio era risibile. È ovvio che dobbiamo allineare i prezzi di ingresso dei nostri monumenti, per esempio alla città di Firenze, quindi una polemica risibile che lascia il tempo che trova. Si accenderanno da sabato le luminarie natalizie a Treviso nel segno del risparmio e anche della tradizione. Treviso quindi si illumina per il Natale, ma in questi giorni vi abbiamo raccontato, proprio intervistando i primi cittadini di tanti comuni del Veneto, che quest'anno sarà un Natale un po' dappertutto, contrassegnato e contraddistinto dal risparmio. Vediamo. È un Natale magari di meno risorse, ma sicuramente di più calore, di più affetto, guardando il futuro in maniera positiva. Non una risorsa andrà sprecata, assicura l'assessore al turismo Lavinia Colonna Preti, per vestire a festa Treviso in questa fine anno in cui sono i rincari a dettare le scelte delle amministrazioni. Accensione delle luminarie ristretta a orari ben definiti, ma residenti e turisti non dovranno rinunciare, dice, all'atmosfera natalizia. Si parte nel fine settimana. Come i trevigiani stanno già vedendo, le stiamo installando. Quindi le prime prove tecniche e di fatto le luci saranno accese già dal 19 novembre. Segnatevi però la data del 25 novembre perché ci sarà una grande festa, l'accensione della Loggia Incantata, e quindi comincerà ufficialmente anche il cartellone degli eventi natalizi. Altre date importanti saranno invece, come è da tradizione, il 7 dicembre invece per l'accensione dell'albero, poi l'8 mattina la corsa dei Babbi Natali. Festività in cui si prevede un grande afflusso di turisti, altro fronte su cui Cassugana ha già pianificato una serie di interventi. Visto il successo dell'iniziativa, stiamo già ragionando con Ryanair e con il Consorzio del Prosecco per ripetere l'iniziativa di marketing territoriale che ha avuto un grandissimo successo, e anche con l'arrivo del nuovo operatore museale stiamo riprendendo le file per il ticket unico che offrirà una scontistica importante anche per quanto riguarda il trasporto cittadino e per tutte le attrazioni turistiche. E da lì poi cominceremo sempre di più a lavorare insieme alla Regione ma anche i comuni limitrofi per andare a ampliare quello che è anche la rete promozionale del nostro territorio. Lunedì ne abbiamo parlato a TG Bassano e poi la notizia è stata chiaramente ripresa anche dal nostro focus, perché ci spostiamo a Bassano, la città del Ponte Vecchio, proprio per parlare del monumento degli Alpini. Il Ponte Vecchio che a un anno dall'inaugurazione, della fine dei lavori, dà già segni di un po' di sofferenza. Parliamo delle balaustre che hanno tutta la vernice scrostata. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore Zonta. Il Ponte Vecchio è stato inaugurato un anno fa dopo il lungo e travagliato restauro, ma la vernice che gli conferisce il suo inconfondibile colore è già scrostata.
Un vero peccato, vedendo il flusso di turisti che il ponte nella sua nuova veste fa confluire sulle due rive della Brenta ogni anno. Insomma, un bel biglietto da visita scolorito e accartocciato per una città che fa del suo appeal turistico un volano economico di primo piano. Abbiamo portato la faccenda all'attenzione del comune ed ecco la risposta del vice sindaco sulla vernice scrostata. Essendo naturale risente molto dei cambi climatici, ma soprattutto degli agenti atmosferici, in particolar modo il sole. Infatti, se voi guardate, sono le parti più esposte al sole quelle che si rovinano. La vernice utilizzata per il ponte risponde quindi alle prescrizioni della sovrintendenza. La vernice del ponte è una vernice molto particolare, fatta di essenze naturali, di oli, essenze di lino che aiutano a mantenere il legno nella sua naturalezza. È una vernice studiata a suo tempo a livello progettuale con la sovrintendenza, concordata e applicata al tempo dell'esecuzione appunto del restauro del ponte. La manutenzione del ponte è piuttosto impegnativa e onerosa, ma gli stanziamenti sono già a bilancio, anche per i prossimi anni. Abbiamo previsto già da quest'anno con un stanziamento di 42.000 euro nei prossimi anni 2023-2024 65.000 per le manutenzioni ordinarie del ponte, tra cui c'è questa del ripristino della vernice nelle parti dove ci potessero essere questa formazione di croste. Scatta quindi un programma di lavori per il ripristino della vernice e non solo. Quest'anno la acquisteremo in primavera perché ci vuole un po'. È una vernice che va applicata con il caldo, verrà applicata sul ponte e l'estate dell'anno prossimo sarà perfetto anche sulle balaustre a sud. Restiamo a Bassano per parlare di degrado, per tornare a parlare di degrado urbano. La via è buia, è insicura, ci sono i residenti che hanno le figlie, non camminano da sole nella via, si devono far accompagnare a casa e siamo in piazza. Una via buia, insicura e pericolosa, così viene descritta via Marinali, un tempo la via dei Signori, oggi teatro della criminalità cittadina. Era sabato sera quando un giovane di 25 anni, dopo un primo tentato furto in un bar di Piazzale Cadorna, è entrato con malintenzioni nella pizzeria della via per poi spedire a suon di pugni e calci un poliziotto all'ospedale. Sabato avete avuto paura? Eh sì, perché ci vuole un attimo che ci scappi qualcosa di grave. È una frazione di secondo. Possiamo dire che via Marinali sia una via dimenticata? Sì, madonna, certo. Dimenticata dalle amministrazioni. Una via nel centro storico della città che sembra vivere ogni giorno di più nell'ombra della desolazione e noncuranza. Il buio, c'è purtroppo un'attività che rimane aperta H24 che fa da richiamo a gente poco raccomandabile. Ci sono i bagni pubblici chiusi, c'è la spazzatura a cielo aperto. Una via che piano piano perderebbe linfa cittadina. Ci sono macchine che vanno in due sensi di marcia, con conseguente chiusura di attività e ovviamente c'è da aggiungere anche la chiusura di quello che sono edifici pubblici, quali il tribunale. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale? Di ascoltarci, sarebbe già qualcosa, ascoltarci e poi agire. È tutto per questa edizione di Focus TG, come sempre vi do appuntamento a TG Bassano e TG Vicenza questa sera per ulteriori approfondimenti e per tutte le altre notizie di giornata. Grazie alla regia di Fabio Verin e Alessandro Costa Curta, appuntamento a domani.